Se in molte zone del Friuli le violente grandinate hanno fatto pensare alla neve, in montagna i fiocchi bianchi sono scesi davvero. Monte Lussari, metà maggio, imbiancato da un manto candido di neve fresca, illuminata dal sole che è tornato a splendere dopo ore di piogge e nuvole, temperature invernali, ambientazione natalizia. Meno piacevole la mattinata per chi ha viaggiato in treno. Attorno alle 8:30, interruzione sulla linea Udine-Gorizia nella zona di San Giovanni al Natisone. Alberi e ramaglie finiti sul binari hanno obbligato Rete Ferroviaria Italiana a chiudere la tratta, con conseguenti ritardi e disagi per i passeggeri. La circolazione è stata riaperta in entrambe le direzioni nella tarda mattinata. Mattinata che in molte zone del Friuli è stata scandita da violenti temporali con tuoni e fulmini, bombe d'acqua, vento e grandine. Sulla scia della serata di lunedì, quando fenomeni intensi avevano interessato le zone del Medio Friuli e del Cividalese. In mattinata, invece, è stata più colpita la bassa. Il tempo di qualche foto per immortalare i chicchi di grandine ed è tornato il sole, ma pare non ancora la stabilità e le temperature medie del periodo.